momenti di crisi, che nessuno ha mai visto, che non sono state sbandierate, di vite difficili, molto più difficili di quanto non si immagini, ma non perché facesse una vita povera, semplicemente perché è messa alla prova, come chiunque, giovane seminarista, allegro, contento, voglia di stare nel mondo, malattia polmonare, 3, 4, 5 anni girando i vari sanatori, convalescenziali, fermo, fuori da tutto a 22 anni, fermo, ma sei malato, bene, complimenti, e questo non è che l'inizio. Dopo questi 4-5 anni di segregazione ricomincia, la parrocchia di Milano, ricomincio, arrivano i ragazzi, parlo con i ragazzi, il primo amico lì muore in un incidente, un ragazzo di 19 anni, è un incidente che, se ve lo dico, è terribile, non aveva fatto nulla, stava ferma a un semaforo sul motorino, la piccola moto che i genitori gli avevano regalato perché aveva fatto una maturità con voti altissimi, e viene centrato dallo specchietto retrovisore di un camioncino. Quel tempo, sapete, stavamo nel 53-54, quindi le cose non c'erano le protezioni di oggi. Colpo alla nuca, questo ragazzo va subito in coma, morirà qualche ora dopo. Primo amico, e 2. E non sono finite le difficoltà, la sua vita, anche all'interno dell'esperienza che ha costruito. Allora è interessantissimo mettere Don Giussani alla prova di quello che lui dice, vediamo se è vero per lui, vediamo se è vero, se questo metodo, questo attacco frontale, questo modo di riportare il fatto cristiano in prima persona vale dinanzi alle prove della vita, a cominciare da lui. Questo è l'elemento che, sotto questo aspetto, solamente la biografia ve lo dice, non ve lo dicono altre cose. E si vede Don Giussani con le sue fatiche, con i suoi momenti di sconforto, gli stessi che prendono da noi, e cerca costantemente di recuperare. Essere liberi nella propria vita per poter scegliere fino in fondo le cose che ci interessano. Sembra un'affermazione semplice, quella che è fatto, no? Ma vuol dire, 1, che ci interessa qualcosa, 2, che questa cosa che ci interessa è così fondamentale che ci determina nella vita e dobbiamo sceglierla buttando sul tappeto tutte le nostre forze per tutta la nostra vita, e questa cosa non può essere effimera, non può essere banale, non deve essere qualcosa che conta, qualcosa che vale. Don Giussani è una persona che guardava e dietro ogni sguardo riusciva a capire il sentimento che muoveva ciascuno di noi nel suo intimo. Queste cose fondamentali sono all'interno della nostra esistenza, sono quelle che ci fanno sognare, sono quelle che ci fanno alzare in piedi, sono quelle che nel momento più brutto ci fanno tornare a sperare. Lui dice: tutto questo è vero, tutto questo è frutto di un divino che ti è stato messo dentro e che costituisce una promessa che non sarà mai delusa. Lui diceva sempre questa frase: il Signore non si ferma mai a metà. Se ha messo dentro il cuore dell'uomo un desiderio e lo ha attivato affinché per tutta la vita questa persona costruisse, non lo lascia a metà strada, ma fare in modo che questo desiderio giunga a compimento finale. E quindi nell'Italia della secolarizzazione, nell'Italia leggera e superficiale degli anni 60, Don Giussani inizia a parlare al cuore di questi ragazzi e non ha più smesso, e cui ancora oggi l'eco sua è più potente e più forte che mai. Per questo vale veramente la pena non solamente di leggerlo, ma di tenerlo come riferimento, come guida. Grazie. Ringrazio il professor Abruzzese. Nella mia premessa avevo messo un aggettivo che mi ha fatto togliere, perché avevo detto che la sua profonda capacità, adesso lo dico perché
dopo averlo sentito l'avevo tolto, ma adesso lo ridico perché credo che ci abbia aiutato molto ad entrare nella vita di Don Giussani in questo modo. Ultimo, Michele Faldi, che è direttore della didattica e dell'alta formazione post laurea e dei servizi agli studenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ma soprattutto l'abbiamo invitato perché è uno degli studenti universitari che hanno condiviso un'amicizia personale e stringente con Don Giussani nella seconda metà degli anni '80, perché aveva la responsabilità diretta del CLU, cioè del gruppo di studenti universitari di Comunione e Liberazione, e quindi viveva a strettissimo contatto, anche perché Don Giussani insegnava in cattolica, quindi lo incontrava praticamente tutti i giorni. E quindi a lui abbiamo chiesto che cosa è stato rileggere la storia di Don Giussani per chi come lui lo ha conosciuto così da vicino. Buonasera a tutti anche da parte mia e grazie dell'invito. È un grazie che non è perché io posso dire qualcosa adesso, è un grazie soprattutto perché mi è stata data la possibilità di sentire i due interventi che mi hanno preceduto. Mi pare che, confermando la tradizione culturale degli universitari degli anni '80, che era piuttosto bassa come livello, tenderò ad abbassarlo questa sera, perché quello che ho sentito per certi aspetti mi convince di tornare a leggere questo libro. Mi convince a tornare a leggere questo libro perché, come in parte è già stato detto, il grande lavoro che ha fatto Alberto Savorana nel lungo tempo che ha dedicato alla biografia, a raccogliere i documenti, a ordinarli, a recuperare i testimoni, può produrre oggi come esito, come frutto, quello che abbiamo sentito, la possibilità di incontrare o di reincontrare, per chi l'ha conosciuto, una persona come quella di Giussani. Io non ho molto da aggiungere dal punto di vista dell'impatto a quello che abbiamo sentito, che io spero rimanga in tutti noi e che ci porti ad affrontare la sfida di leggere i volumi di Alberto. Io molto più semplicemente posso dire che cosa ha voluto dire per la storia che ho, per l'incontro che ho avuto, per la possibilità che l'unico merito in fondo, l'unico motivo per cui sono qui è perché mi è capitato di averlo come insegnante in università e posso, Salvatore Abruzzese prima parlava di fatto storico, posso documentare storicamente come quello che lui ha descritto in modo sintetico dell'esperienza di Giussani e di quello che ha creato nella sua vita sia accaduto in un punto storico che è la mia vita, perché quel contesto di allegra incoscienza verso il quale il cristianesimo viveva negli anni 50-60, negli fine anni 70 e inizio anni 80 era ormai dominante a tutti i livelli. E a me, giovane matricola dell'Università Cattolica, è capitato appunto di avere tra i docenti del mio corso di laurea, essendo in Università Cattolica obbligatorio seguire i corsi di introduzione alla teologia, che sono come una sorta di ora di religione, quindi una sorta di tassa da pagare all'Ateneo Cattolico. Giussani insegnava lì da metà degli anni 60 ormai agli studenti del primo anno, e mi ricordo benissimo la prima settimana di novembre c'era l'inizio dei corsi e nell'aula magna dell'università piena di studenti è entrato Don Giussani esattamente nella modalità che prima veniva descritta, e il tema del corso era quello che poi qualche anno dopo lui avrebbe redatto, avrebbe esteso sotto forma di libro, come di fatto tutti i suoi volumi, perché i suoi volumi, forse uno solo, quello sulla teologia protestante, è stato scritto a tavolino,
frutto di un lavoro scientifico di ricerca, tutti gli altri libri sono l'esito dei dialoghi, delle lezioni, degli esercizi, delle meditazioni, quindi erano scritti ex post, diciamo, e il contenuto del corso era il senso religioso, appunto, quello che poi noi possiamo oggi leggere come primo volume del percorso. Ma cosa mi colpì il primo minuto della prima ora, che entrato in aula magna di fronte a 700-750 studenti che attendevano di capire come sarebbe partito il corso, quindi anche un po' titubanti. Io ero un provinciale che veniva da fuori Milano e quindi si impattava per la prima volta col mondo universitario, quindi c'era anche tutta questa curiosità da un lato e disorientamento dall'altro. Incominciò il corso dicendo: non sono qui oggi e per tutte le lezioni che seguiranno nel corso dell'anno per convincervi di quello che io penso, ma sono qui perché voi possiate paragonare la vostra esperienza con quello che io dico. Io lo ricordo ancora oggi perché da quel momento io, che pur provenivo da una famiglia cattolica, da una tradizione tendenzialmente cattolica, di praticante, percepii lì, e le settimane e i mesi che seguirono confermarono questo, una diversità totale rispetto al cristianesimo che io avevo vissuto, che avevo visto, che avevo ascoltato, perché quello che fino a quel momento era fondamentalmente una serie di precetti etici, di indicazioni morali, di cose da fare. Prima veniva ricordata che c'era o la buona organizzazione o la strategia comunicativa. Nei miei ambienti entrambe venivano usate pur di mantenere desto una certa vivacità del mondo cattolico. Con quella sfida lanciata io percepii che il cristianesimo non era tutta questa serie di cose, ma era un'altra questione, era un'altra vicenda, era un altro mondo, perché toccava e interessava una cosa che non avevo mai sentito così sfidato come da quell'uomo, che era appunto la mia esperienza, quello che io ero, quello che io sentivo, i desideri pur confusi che muovevano la mia e la vita delle persone che con me, intorno a me, seguivano quelle lezioni, incominciavano a guardare a quella persona e nel tempo hanno incominciato ad avere anche a che fare con lui, perché da quel momento io percepì, guidato dal contenuto delle sue lezioni, ma soprattutto col passare del tempo da quello che avveniva al di fuori delle lezioni, perché giustamente anche qui in questo senso prima veniva ricordato, non sono certo 4 lezioni che potevano convincere dei giovani di fine anni 70, l'anno in cui io mi sono iscritto all'università è l'anno in cui hanno ucciso Moro, quindi era anche un certo clima politico che si respirava in università. Negli anni immediatamente successivi a Milano, se ricordate chi c'era a quel tempo, praticamente c'era un morto al mese e molti dei morti per il terrorismo molte delle morti per terrorismo erano accadute addirittura all'interno dell'università stessa, quindi era un clima che si respirava, un clima culturale di questo tipo. In questo contesto, in questo clima è incominciata a fiorire, è incominciata a rinascere in un certo senso una consapevolezza di me che ha portato a percepire, e gli anni che sono seguiti fino ad oggi mi hanno continuato a confermare che il mio io, fatto di sentimenti, di cuore e di ragione, era una cosa che non era staccata da quella proposta che era la proposta della fede in Gesù Cristo, che quindi fede e ragione non erano due cose tra di loro staccate, antitetiche, che si combattevano e che quindi dovevano prevalere l'una sull'altra, ma che anzi la massima espressione della ragione era proprio il riconoscimento del fatto di Gesù Cristo.
Allora, da questo primo impatto ne è venuto poi fuori tutto il resto, quindi in un certo senso io e altri ci siamo trovati anche senza volerlo travolti da questo impeto che ci ha presi e trascinati e ci ha fatti crescere, ci ha fatti diventare. In questo senso il libro di Alberto è, a mio avviso, una grande possibilità perché noi si possa riandare a questa figura, perché Giussani è più grande, molto più grande anche di quello che noi ci si possa ricordare. E l'accettare l'avventura di leggere un libro come questo, ma quello che io ho sentito questa sera me lo conferma, è la possibilità di impararlo ancora oggi e ancora di più, pur per me che l'ho conosciuto e col quale ho condiviso molto in tanti anni. La cosa impressionante di questo libro è appunto che è il racconto di, io vorrei usare una parola, il mio intervento lo vorrei legare esclusivamente a questo, è il racconto di un'esperienza, che è l'esperienza umana di Don Giussani. Ed è il racconto di un'esperienza umana di Don Giussani che quindi documenta il racconto dell'esperienza umana di coloro che hanno avuto a che fare con Don Giussani. Perché gli avvenimenti, i fatti, gli episodi che si susseguono per tutte le pagine del libro, che è lungo ma non impossibile da leggere, ci portano a percepire che quello che Giussani ha fatto, quello che Giussani nell'arco degli anni ha sviluppato, ha portato avanti, ha costruito, come disse in una delle ultime sue lettere alla fraternità successiva a quell'appuntamento in San Pietro che abbiamo visto nel video, appunto è nato non perché lui volesse costruire qualcosa, non perché lui volesse costruire una risposta, un'alternativa o una metodologia particolare che rispondesse al disagio del contesto prima degli anni 50 e poi dei 60 e poi degli anni che sono venuti. Lui stesso dice: io non ho voluto costruire nulla. Ma allora tutto quello che ci permette oggi di dire che dai frutti, dalle opere si riconosce quell'albero, è perché qualcosa è rimasto partendo dall'esperienza che lui ha vissuto. E perché lui faceva esperienza di Gesù Cristo, che era possibile percepire possibile per noi questa esperienza, perché non era un discorso, era l'attaccamento alla sua persona che ci portava a immedesimarsi in quello in cui lui si immedesimava. Certe meditazioni, certe letture che lui faceva dei Vangeli, per esempio, soprattutto il secondo anno del corso in università, quando aggrediva quello che attualmente è il secondo e il terzo volume del percorso, documentavano questo, per cui noi avevamo quasi l'impressione che quando lui raccontava gli episodi evangelici fosse lui lì presente con Giovanni, con Pietro, con Andrea, con la vedova di Naim, con Zaccheo, e perché lui era immedesimato in quella cosa. E allora il fascino che scaturiva dal guardarlo, dal sentirlo, era perché documentava questo entusiasmo della sua ragione per l'avvenimento cristiano. Questo ci ha convinti. Non ci ha convinti un discorso, non ci ha convinti una logica, diciamo così, anche culturale. Ci ha convinti la passione che aveva per se stesso e la passione che aveva, avendo passione per se stesso, la passione per colui che rispondeva alle sue domande, alle sue esigenze e ai suoi desideri. E che quindi noi a poco scoprivamo poter rispondere anche alle nostre passioni, ai nostri desideri, alle nostre domande.
Nel libro sono riportati molti incontri con persone di cui io ricordo molto bene, essendo stato un testimone privilegiato, ho avuto la fortuna di poter vedere questa cosa, e anche in questo senso si documenta che, perché era visibile in questa modalità, che l'incontro che lui aveva con altre persone era una possibilità per sé, e decine e decine tra le persone più significative degli ultimi anni del secolo scorso hanno avuto a che fare con lui. L'unico di cui lui si crucciava di non aver mai potuto incrociare, col quale non aver potuto mai, come dire, dialogare, è stato Pasolini. E lui disse che l'aveva incrociato da lontano una volta in aeroporto, ma non era riuscito a attaccare un dialogo, perché gli sarebbe piaciuto poter dialogare con quello che lui riteneva una persona interessantissima in quegli anni, proprio per il giudizio sul contesto umano che dava. Così come invece non poté dialogare con Sartre una volta che si trovarono in aeroporto in Brasile, perché Sartre, abbastanza come dire, ligio al suo anticlericalismo, evitò di sedersi al tavolo presso il quale era seduto Giussani, solo perché appunto Giussani era vestito da prete, quindi Sartre, non volendo avere a che fare con i preti, non si sedette, quindi Giussani non poté dirgli tutto quello che pensava evidentemente di Sartre. Noi siamo diventati grandi, usiamo un termine, perché è il termine che lui ci ha fatto cogliere, ci ha fatto conoscere, descrivendo l'avventura umana di Gesù Cristo e di coloro che gli andavano dietro, appunto andandogli dietro, seguendolo. Negli intervalli delle lezioni, accompagnandolo al bar, mangiando con lui, talvolta accompagnandolo nei viaggi molto improbabili nei quali ci coinvolgeva, e dove tutta l'esperienza umana poteva trovare una allocazione, dove non c'era nessuna, in questo senso è proprio vero quello che veniva detto prima, non c'era nessun desiderio, nessuna domanda, nessun aspetto della vita che doveva star fuori o stava fuori dalla possibilità di essere affrontato, giudicato, condiviso, vissuto, perché era la totalità della vita per lui e quindi era la totalità della vita anche per noi. Noi spesso non capivamo niente di quello che lui diceva. Questo, voglio dire, se si leggono i libri che raccolgono i dialoghi dell'Equipe, lo si capisce benissimo quando ci sono i dialoghi con lui. Spesso emerge che appunto non veniva da noi compreso una sfida che lui ci lanciava, non veniva colto una sottolineatura o un giudizio che lui dava, e facevamo spesso l'esperienza di capire 6, 7, 10, 11 mesi dopo quello che lui magari aveva detto una volta e che al momento non si capiva. Mi ricordo una cosa impressionante che a me colpiva sempre, che ormai avanti negli anni dell'università, responsabili, come ha detto prima, della comunità degli universitari, alla fine della prima lezione dell'anno andavamo a prenderlo all'uscita dalla lezione e lo accompagnavamo al bar a prendere un aperitivo, un caffè. E la cosa che a me impressionava è che a lui bastava un'ora di lezione, la prima ora di lezione davanti a 700 persone, perché gli veniva sempre data l'aula magna, essendo il corso più frequentato dell'università, e lui, facendo lezione, la prima ora di lezione, usciva da quell'ora e aveva la capacità di dare un giudizio sul tipo umano che aveva di fronte, e diceva: state attenti, perché questi, e diceva le sue osservazioni, e noi al momento non riuscivamo a cogliere 800 persone davanti a noi così che cosa potesse voler dire. Ci accorgevamo 6-7 mesi dopo, avendo a che fare per lo studio, per
per aiutare a superare gli esami, incontrandoli nei chiostri dell'università, quelle stesse matricole durante l'anno, e a febbraio, marzo, aprile emergeva dall'esperienza che noi avevamo nel rapporto con quelle persone quel giudizio, quella valutazione che Giussani in modo fulmineo aveva dato la prima ora di lezione sullo guardare. Evidentemente questo è quello che lui chiamava il bernoccolo dell'umano, cioè la capacità di cogliere nell'istante la totalità dell'essere, e quindi per lui era la possibilità di farsi incontro a chi aveva di fronte, a chiunque avesse di fronte, proprio con questa apertura totale che era capace di cogliere l'umanità di tutti. Tanto è vero che, ma questa è un'esperienza evidentemente non solo mia, penso che possa essere condivisa da tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui, nei dialoghi con lui, soprattutto nei dialoghi personali, nei dialoghi quelli magari più come dire, umanamente significativi, stringenti per certe occasioni della vita, da soli in una stanza, nel suo studio, in università o in macchina accompagnandolo alla sede del movimento, sembrava di essere la persona più importante dell'universo. Cioè, nel parlare con lui tutto il resto poteva crollare, ma tu eri in quel momento l'unica cosa che esisteva sulla faccia della terra. Tanto era la tenerezza che lui aveva nei confronti di coloro che aveva davanti. E questo non capitava solo con noi, non capitava solo con quelli che condividevano l'esperienza del movimento. Questo io lo vedevo, l'ho visto, non so, nell'incontro per dire che lui ha avuto con Testori, personaggio che proprio in quegli anni, alla fine degli anni '80, incontrò la fede in un percorso che incominciò, ricordo, dal fatto che Testori, all'epoca editorialista del Corriere della Sera, e questo ci fa capire anche il decalage culturale nel quale siamo oggi, perché in quegli anni gli editorialisti del Corriere della Sera erano Pasolini e Testori, facciamo un po' i conti oggi, vediamo. E Testori, che doveva scrivere un articolo proprio su uno di quegli assassini, era la morte probabilmente del professor Galli in statale. Testori andò in statale per fare questo servizio, per preparare questo articolo, e vide un manifesto scritto da quelli della comunità della statale, e colpito dal contenuto di quel manifesto fece l'articolo sul Corriere citando quel manifesto. Da lì nacque un rapporto con Testori, e che portò poi Testori a un percorso personale di conversione. Nell'incontro con Testori Giussani era esattamente come quando parlava con l'ultima delle matricole, che andava a porgli il problema della fidanzata o il problema di che cosa fare da grande, o con i bonzi del Montecoia, il maestro Abukawa per esempio, col quale nacque un rapporto che durò per tutto il resto della sua vita. Quindi tutto il reale era qualcosa che c'entrava con lui. Ecco perché dico, il libro ci permette di entrare nel vivo dell'esperienza di Giussani, perché ce la racconta esattamente per come lui l'ha vissuta. E io concordo con la valutazione che mi ha fatto prima, non è la biografia, non è il punto di vista di Savorana su Don Giussani, ma è la grande capacità di Alberto, è stata quella di presentare Don Giussani e di poter noi introdurci nella vita di Don Giussani. Chiudo con una piccolissima osservazione. Noi ormai sono 9 anni che Giussani non c'è più, e che quindi non è più possibile, in un certo senso non è più possibile l'incontro così come io l'ho vissuto, la possibilità di impattarsi con lui in carne ed ossa, in pensieri, in azioni. Eppure io vedo ancora oggi in università, dove sono entrato
entrato nel 78, non sono più uscito, vedo i giovani che entrano oggi che hanno la stessa possibilità di impattarsi con Giussani che abbiamo avuto noi. Questo è il primo grande miracolo di cui io mi rendo conto oggi, perché non avviene la stessa cosa leggendo la biografia di Napoleone o leggendo una biografia di Giulio Cesare, può accadere oggi invece con la biografia di Don Giussani, ma non perché esiste questo libro, ma perché questo libro apre alla possibilità di poter sperimentare con la stessa cosa che lì è descritta. E penso che a nessuno interessi molto sperimentare l'esperienza di Giulio Cesare o l'esperienza di Napoleone, mentre è ancora affascinante ed è possibile sperimentare l'esperienza umana che Giussani ha fatto. Quindi questo è, come dire, il miracolo che io che mi sembra di rilevare oggi, così come rilevo un pericolo che è speculare questa cosa, lo rilevo evidentemente in primo luogo su di me e dico che questo libro in fondo ci aiuta a evitarlo. E il pericolo è quello di come dire, adesso non so neanche se il termine è corretto, però il pericolo è quello di, come dire, di santonificare, di guruzzare Giussani, cioè trattarlo da santone, da guru, in fondo rendendolo quasi un fatto della tradizione di CL, diciamo, esattamente come lui non fece con la tradizione quando incominciò negli anni 50. Allora, così come all'epoca, all'inizio, quando lui incominciò, lui c'era col metodo che usò, con la sua passione, col suo entusiasmo, ha permesso a molti di poter impattarsi con quell'esperienza. Non trattiamo Don Giussani, è un invito che evidentemente faccio in primo luogo a me, ed è il motivo per cui sono grato di essere qui stasera e di aver sentito quello che ho sentito. Non trattiamolo come una tradizione che appartiene alla storia. La cosa più impressionante invece è proprio quella di cogliere il fatto che pur non essendo più fisicamente tra noi, i frutti di quello che lui ha vissuto continuano e sono incontrabili esattamente allo stesso modo. È in fondo una delle cose su cui lui più insisteva e che più rendevano affascinante questo rapporto tra fede e ragione era la sottolineatura sulla contemporaneità di Cristo. Gli aborriva, cioè odiava la possibilità, anche solo ipotetica, che l'avvenimento di Cristo non fosse presente nel momento. Poco fa, parlando con il professor Abruzzese, ricordavamo Finkielkraut, questo autore francese, che Giussani incominciò a raccontarci, a citarci, proprio perché fu colpito da questa chiave che Finkielkraut in un libro su Peggy aveva della categoria dell'avvenimento, e trovò in Finkielkraut la stessa, come dire, concezione dell'avvenimento che aveva Don Giussani, ma dell'avvenimento non come categoria filosofica, ma dell'avvenimento come documentazione di una cosa che accade, che è presente. Ecco, a me pare che il libro di Alberto sia una grande possibilità, un grande strumento che ci è dato, perché evidentemente più passa il tempo, sempre meno sono quelli che hanno avuto a che fare con lui. Ripeto, coloro che oggi entrano in università e seguono il corso sul senso religioso, che continua ad esserci in università cattolica, non incontrano più Giussani, ma possono fare la stessa esperienza che abbiamo fatto noi, perché quello che ha costruito Giussani, gli strumenti che Giussani ha usato su di lui e che ha comunicato a noi, sono gli stessi strumenti che abbiamo ancora tra le mani, perché se parliamo di cuore, se parliamo di esperienza, se parliamo di ragione, sono strumenti che abbiamo tra le mani. E allora
il poterli usare per poter fare la stessa esperienza sta solo alla nostra libertà, appunto. Chiudo il cerchio tornando alla questione della libertà di scegliere, che veniva detta prima, perché sta a noi poter usarli da protagonisti per affrontare quel desiderio della vita che abbiamo, o l'alternativa è, chiedo a tutti che mi aiutate tutti a non essere così, come dire, diventare un seguace di una tradizione astratta e lontana, e quindi in fondo a trattare Don Giussani come un santone poco significativo. Grazie.